sono le principali notizie. Sciopero degli autotrasportatori siciliani contro costi, tasse e caro carburanti. Stop di 5 giorni per le operazioni di carico e scarico delle merci con i mezzi fermi nei porti. Possibili ripercussioni sugli scaffali dei supermercati. Operai morti in via Maturana a Palermo, eseguite le autopsie, l'arcivescovo Lorefice dice il Dio profitto produce morte. Pioggia di solidarietà al Papa dopo gli attacchi di Trump, l'arcivescovo di Catania Renna, parole arroganti. A Catania San Cristoforo sequestrati 11 kg di droga nascosti in un palazzo disabitato, arrestati zio e nipote che gestivano il giro di spaccio. A Palermo tornano a manifestare gli ex lavoratori Almaviva davanti alla sede dell'ARS, chiedono che vengano rispettate le promesse del governo regionale per l'attivazione dei numeri 116 e 117. A Catania la rinascita degli orti urbani di Librino, dopo 2 anni di attesa, tornerà l'acqua per irrigare 74 appezzamenti di terreno. A Scicli nel Ragusano l'arte salva la natura, l'artista Vinci demolisce un fabbricato abusivo, restituendo alla città la vista dell'antica chiesa rupestre di Santa Maria Piedigrotta. Calcio, seconda sconfitta consecutiva per il Catania che perde 2-0 a Crotone, rossazzurri sempre secondi ma le convinzioni in vista dei play-off vacillano. Buongiorno, eccoci, benvenute e benvenuti. E dunque in primo piano lo sciopero degli autotrasportatori siciliani contro il caro carburanti, bloccate per 5 giorni le operazioni di carico e scarico merci con i mezzi fermi all'interno dei porti. Attese ripercussioni anche sugli scaffali dei supermercati. E intanto oggi pomeriggio gli autotrasportatori incontreranno il presidente della regione Schifani. Sentiamo Roberta Lunghi. Scaffali dei supermercati a rischio di vuoto e approvvigionamenti in bilico. È scattato da questa mattina il fermo degli autotrasportatori siciliani come risposta alla grave crisi del settore trasporto merci che comprende anche l'aumento dei costi di carburante e traghettamento. Per 5 giorni nei porti commerciali dell'isola si fermano le operazioni di carico e scarico dei semirimorchi con una adesione che sfiora il 90% delle imprese aderenti al Comitato Trasportatori Siciliani. Uno sciopero non collegato a quello promosso da Unitrans a livello nazionale per le diverse esigenze del trasporto in Sicilia. Come abbiamo assicurato alle prefetture, non faremo blocchi stradali né presidi stradali, ma rimarremo nei nostri piazzali, non movimentando i semirimorchi in entrata e in uscita dai porti. Una protesta che punta a ottenere un confronto diretto con il governo nazionale e impegni scritti sulle misure per il settore. Ormai è una situazione insostenibile che non possiamo più tollerare. Quindi o si trova una soluzione o ci fermeremo ad oltranza. Al momento, riferiscono gli organizzatori, solo la prefettura di Catania si è attivata per favorire un incontro con il Ministero delle Infrastrutture, mentre dalla regione siciliana non sono arrivati segnali di apertura. E per far fronte proprio a questa crisi anche dei carburanti, l'ARS sta mettendo a punto 2 o 3 bandi per gli aiuti che servono appunto a battere gli aumenti dei carburanti e dell'energia. Sentiamo Maglio Viola. Un bando specifico per erogare aiuti economici sulla base di un avviso pubblico per sostenere autotrasportatori, compagnie di navigazione, ma anche i semplici cittadini in difficoltà perché colpiti dal caro carburanti e presto anche da un ulteriore caro bollette, a cominciare dal prezzo del gas. Mentre prende il via lo sciopero degli autotrasportatori siciliani e la regione studia le mosse per venire incontro alle esigenze dell'isola, che rischia di restare con gli scaffali dei supermercati vuoti e di dover pagare un costo anche doppio per energia e generi di prima necessità rispetto al resto del paese. L'ipotesi allo studio passa da un sistema ormai consolidato per rilasciare contributi, ovvero una serie di avvisi pubblici ai quali autotrasportatori e padroncini, così come compagnie di navigazione, potranno aderire attraverso una piattaforma online gestita da IRFIS. In seguito alla presentazione delle domande, alla redazione di una graduatoria e l'erogazione dei contributi in via diretta. Nella riunione di ieri alla Presidenza della Regione si è avviata la ricerca delle risorse che potranno essere utilizzate a questi aiuti e la redazione dei criteri per l'erogazione dei contributi, elementi che stanno alla base di qualsiasi procedura di avviso e di aiuto. I provvedimenti dovranno essere scritti in modo da essere complementari agli interventi ai quali sta pensando il governo nazionale, che riguarderanno l'intero sistema Italia.
Intanto in queste ore c'è un vertice di maggioranza all'Assemblea regionale ad una settimana dalla paralisi dei lavori d'Aula per le troppe assenze da parte dei deputati. Il presidente della regione Schifani e quello dell'Ars Galvagno hanno riunito intorno a un tavolo i capigruppo dei partiti della coalizione. Tutti i partiti della coalizione quindi erano presenti, compresa la DC. L'incontro serve per chiarire i motivi dei mal di pancia che hanno portato all'assenza di masse nelle ultime settimane e concordare un percorso che riporti i deputati in aula in vista della ripresa dei lavori. Ci occupiamo degli operai morti in via Maturano a Palermo perché sono state eseguite le autopsie e intanto l'arcivescovo Lorefice dice il Dio profitto produce morte. Le salme dei 2 lavoratori saranno presto rimpatriate nei loro paesi d'origine. Sentiamo Marco Bullà. I dati forniti dall'INAIL registrano che in Sicilia si continua a perdere la vita mentre ci si guadagna da vivere. Il Dio profitto produce morte, ingiustizie, scarti umani, sofferenza. Sono le parole dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice sull'incidente di venerdì scorso in via Marturano. I 2 operai, Najai Jaledin, tunisino di 41 anni, e Dani Luctiberi, romeno di 51, stando all'esito dell'autopsia, sono morti per il forte impatto dello sbalzo dal cestello per il cedimento del braccio della gru, facendo un volo di circa 30 metri. Secondo la prima ricostruzione della squadra mobile, i 2 stavano lavorando sulla ristrutturazione del balcone all'ultimo piano di questo palazzo. Il cedimento del braccio di questa gru li ha sbalzati dall'altezza di circa 30 metri. La polizia scientifica sta facendo una ricostruzione in 3D dello stato dei luoghi, analizzando la gru, la tettoia del negozio di pneumatici, l'altezza del palazzo e la distanza tra il mezzo e il punto in cui gli operai stavano lavorando. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, iscrivendo sul registro degli indagati il titolare della ditta e il committente delle opere edili proprietario dell'appartamento dove era in corso l'intervento. Le salme dei 2 operai saranno a breve rimpatriate nei paesi d'origine per lo svolgimento dei funerali. Pioggia di solidarietà al Papa dopo gli attacchi da parte di Trump. A Catania dura la replica dell'arcivescovo Renna. Sentiamolo. Quello che colpisce nelle espressioni del presidente americano è la volontà di mettere sullo stesso livello il messaggio evangelico con le sue strategie politiche. In questo vediamo una vera e propria strumentalizzazione del Vangelo, che è tipica di ogni sovranismo ed è tipica di ogni totalitarismo. Dispiace che molti abbiano ascoltato la sirena pervasiva di questo presidente che ha usato parole arroganti. La pace è altro, la pace è vita, la pace è convivialità, la pace è un modo di vivere in cui tutti i popoli hanno diritto di parola. A Catania, nel quartiere di San Cristoforo, i poliziotti hanno trovato 11 kg di droga nascosti in un palazzo disabitato, un giro d'affari da centinaia di migliaia di euro messo in piedi da zio nipote che adesso sono stati arrestati. Simona Mazzone. L'infallibile fiuto di Maui, Ares, Brisca e Rex ha permesso di scovare 11 kg di droga in un immobile abbandonato di Catania. I cani poliziotto li vedete in queste immagini in un tratto di via Plebiscito nel quartiere di San Cristoforo hanno segnalato ai loro conduttori la presenza di stupefacenti. Così i poliziotti hanno subito avviato una verifica nel punto indicato, recuperando la droga nella struttura che, seppur abbandonata, veniva utilizzata per nascondere lo stupefacente da un 40enne catanese che abita di fronte. C'era di tutto: cocaina, hashish e marijuana ben nascosti all'interno dell'appartamento, e quando l'uomo ha visto spuntare i poliziotti non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. Le verifiche sono state estese negli edifici della zona e anche in questo caso i cani hanno fiutato altra droga nascosta in un garage utilizzato dal nipote del 40enne. Il giovane aveva infatti posizionato nel suo motorino, sperando che non si notasse, un panetto di hashish. Oltre alla droga, i poliziotti hanno trovato e sequestrato centinaia di bustine di plastica vuote pronte per il confezionamento dello stupefacente. Un'attività di spaccio portata avanti da zio e nipote per un giro d'affari da centinaia di migliaia di euro. I 2 sono stati arrestati. Lo zio è finito in carcere mentre il 23enne è stato posto ai domiciliari.
2 persone sono state arrestate dai carabinieri a Pelagonia nel Catanese nell'inchiesta sull'esplosione in strada di una Molotov. I reati ipotizzati sono fabbricazione, detenzione e utilizzo di ordigno esplosivo aggravati dall'aver messo in pericolo la pubblica incolumità. Adesso a Gela, dove è stata identificata la persona che ha appiccato l'incendio nel giardino dell'abitazione dell'assessore ai lavori pubblici di Dio. Intimidazione dopo l'aggressione ad agenti e vigili urbani durante lo sgombero deciso dal comune di una discarica abusiva. GR Italia. L'incendio doloso divampato nella notte tra domenica e lunedì aveva colpito l'area esterna dell'abitazione dell'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio, ma questa volta le fiamme non hanno lasciato spazio a dubbi né a lunghe indagini. La risposta della polizia è stata immediata. Gli agenti del commissariato intervenuti sul posto hanno avviato accertamenti serrati, riuscendo in poche ore a identificare il presunto responsabile del rogo. Si tratterebbe di una componente di un nucleo familiare residente in via Lipari, a breve distanza dalla casa dello stesso assessore. La famiglia, già nota alle forze dell'ordine, era finita al centro di un'operazione di sequestro solo pochi giorni prima. Sabato scorso, infatti, gli stessi agenti avevano sgomberato un'area pubblica trasformata in discarica abusiva proprio nelle disponibilità di quel nucleo. Secondo quanto ricostruito, le tensioni sarebbero iniziate proprio in quell'occasione. Minacce dirette all'assessore e ai suoi familiari, culminate poi nell'atto intimidatorio della notte, il danneggiamento del giardino dell'abitazione. A confermare l'escalation è stato lo stesso Di Dio, che già nella mattinata successiva all'attentato aveva parlato apertamente di intimidazioni subite. Sicuramente un avvertimento per quanto è successo nei giorni passati. Infatti in questi giorni abbiamo subito delle minacce verbali per quanto era successo sabato qui in via Lipari, quindi accusandomi di essere il fautore dell'operazione. Un quadro aggravato proprio dai precedenti recenti. 2 componenti della stessa famiglia erano stati arrestati per aver aggredito gli agenti impegnati durante il sequestro. Adesso le indagini proseguono per definire ogni altro tipo di responsabilità. A Palermo tornano a manifestare gli ex lavoratori Almaviva davanti alla sede dell'ARS. Un gruppo di manifestanti chiede infatti che vengano rispettate le promesse avanzate dal governo regionale. Marco Gullà. Sono tornate a manifestare nel piazzale antistante Palazzo dei Normanni a Palermo. Sono gli ex lavoratori Almaviva, un sit-in che non è più una semplice richiesta di ascolto, ma un atto di accusa contro un'amministrazione regionale, dicono, capace di produrre fiumi di parole e zero fatti. Le promesse sulla rioccupazione attraverso il servizio 116-117, aggiungono, e i progetti di dematerializzazione sono rimaste chiuse nei cassetti. Siamo in attesa della firma di un emendamento, di un decreto affinché venga istituito un bacino per gli ex lavoratori Almaviva. L'istituzione, questo servirebbe anche per il riimpiego in un progetto che seguiamo già da 3 anni per l'impiego di questi operatori, queste lavoratrici e lavoratori al 116-117. Stiamo vivendo già da 3 anni l'umiliazione, la mortificazione della nostra dignità. Noi ricordiamo a tutti che abbiamo perso il lavoro perché abbiamo lavorato per una commessa di pubblica utilità, ovvero per il 1500 numero di emergenza Covid. Lavoravamo da 20 anni in Almaviva, siamo stati spostati di questa commessa e questo ci ha causato il licenziamento. Fa rabbia perché tutti i nostri ex colleghi che non erano stati spostati nelle nostre commesse lavorano tutti. Una breve pausa, andremo a Catania per gli orti urbani di Librino. A Catania la rinascita degli orti urbani a Librino, dopo 2 anni di attesa, tra meno di un mese arriverà l'acqua e porterà vita nei 74 appezzamenti di terreno. Tonino De Mana. Sono seduti attorno al tavolo, parlano ed insieme aspettano l'acqua che negli orti urbani di Librino manca da 2 anni. L'attesa però sta per finire, visto che i lavori dovrebbero concludersi tra meno di un mese, ponendo fine al calvario degli ortolani che si arrangiano da troppo tempo. Con i palazzi di Librino sullo sfondo, piccoli appezzamenti di terreno torneranno ad essere affollati e coltivati.
per poter coltivare qualche lattuga, qualche pomodoro, in poche parole abbiamo dovuto prendere i bidoni con l'acqua e portarcela a piede, perché come vedete non possiamo entrare con le macchine. Ora che arriverà l'acqua, lei cosa farà in questi orti? Ma tutto quello che abbiamo fatto sempre, l'aglio, i cipolli, melenzane, i pomodori, tutte le verdure. Non si ferma un attimo l'assessore comunale alle manutenzioni e al verde pubblico Petra Lia. È stato un impegno diretto preso dal sindaco Trantino e dall'intera amministrazione. Da qualche mese ci lavoriamo in maniera intensa per trovare delle risorse, abbiamo trovato delle soluzioni all'interno delle stesse casse comunali. Tra poco arriverà fiducia e acqua. Tempi? Diciamo che la ditta che ho incontrato qualche giorno fa e che ci sta lavorando ha garantito che nel giro massimo di un mese, quindi 20 giorni, un mese, tutti gli orti saranno nuovamente forniti d'acqua. Mentre si annaffiano i ravanelli, presto vedremo pomodori, melanzane, zucchine rigorosamente a chilometri zero. Lei come si chiama? Giovanni. Quanti anni ha? 86. Cosa coltiverà in questi orti? Pomodori, melanzane, peperone. Signora, così facciamo una bella pasta alla norma. A Scicli, nel Ragusano, l'arte salva la natura. L'artista Sasha Vinci demolisce un fabbricato abusivo restituendo alla città la vista dell'antica chiesa rupestre di Santa Maria Piedigrotta. Sentiamo Veronica Barbarino. L'arte contemporanea non solo come forma, ma gesto vivo, capace di incidere nella realtà e trasformarla. Nel cuore del barocco ebleo a Scicli, nella suggestiva cava di San Bartolomeo, il visionario artista Sasha Vinci restituisce alla città la bellezza di un luogo. Con la performance Abbattimento, il peso delle ombre infatti ha riportato alla vista di tutti l'antichissima chiesa scavata nella roccia di Santa Maria Piedigrotta. È un'opera d'arte, è un'azione performativa, un'azione coraggiosa, anche visionaria, dove quello che avverrà è l'abbattimento di un abuso edilizio che insiste in questo luogo da circa 50 anni. Noi quello che faremo è abbattere l'abuso, restituire questo luogo alla natura e restituirlo a tutti i cittadini di Scicli. Quella che si compie non è solo una demolizione, ma una rinascita. La performance, infatti, è il primo passo del progetto Teatro Vivo, che nei prossimi mesi trasformerà l'area in un giardino d'autore aperto alla comunità. Uno spazio verde rigenerato dall'arte, dove natura e installazioni dialogano in modo continuo. Questo gesto artistico non finisce qui, ma viaggerà fino a Venezia. La performance entrerà nella trilogia delle ombre, il progetto con cui l'artista approderà alla Biennale, portando con sé il respiro di questa cava e la luce restituita, dove dal vuoto ritrovato nascerà la bellezza. A Catania la terza età si rimette in movimento e lo fa con energia, sorrisi e tanta voglia di vivere. Succede alla Villa Bellini, cuore verde della città, dove l'ASP ha promosso l'iniziativa Muoviti Ancora, una mattinata dedicata al benessere degli over 65 tra attività fisica e sana alimentazione. Desiree Ferlito. Il giorno dopo siamo tutti rotti con la ginnastica che facciamo, però poi recuperiamo perché siamo giovani dentro. A Catania la terza età si rimette in movimento e lo fa con energia, sorrisi e tanta voglia di vivere. Vado in piscina, faccio acqua gym, vado a seguire questo Muoviti Ancora e trovo proprio un beneficio enorme. Succede alla Villa Bellini, cuore verde della città, dove l'ASP ha promosso l'iniziativa Muoviti Ancora, una mattinata dedicata al benessere degli over 65 tra attività fisica e sana alimentazione. Devo dimagrire soltanto un pochino, vediamo se ce la faccio. Un progetto che coinvolge già decine di comuni della provincia e che punta a un obiettivo chiaro: invecchiare sì, ma in salute. E i protagonisti lo dimostrano sul campo, tra esercizi, camminate e tanta ironia. E a quest'età se non ci muoviamo siamo rovinati. No, non mollerò, finché ce la faccio non mollerò. Accanto al movimento anche l'educazione alimentare, con consigli pratici ispirati alla dieta mediterranea e una guida pensata per continuare a muoversi in autonomia. Noi diamo loro l'impegno. Gli over 65, ricordiamo, superano quella fase lavorativa, no, di stress, dar loro ancora attività vita. Spazio anche alla prevenzione, con l'invito a partecipare agli screening sanitari, piccoli gesti che possono fare una grande differenza. Sono in
incontri bisettimanali articolati in 30 comuni della provincia etnea. Muoviti ancora, così si chiama il progetto, vuole promuovere il valore del movimento. Perché, come ricordano proprio loro, il segreto non è fermare il tempo, ma continuare a viverlo in movimento. Quanto si sente giovane? 20. Rinasce dopo le fiamme che nella notte tra il 23 e il 24 luglio del 2025 l'avevano completamente distrutta. Ad Agrigento riapre la tenda della solidarietà, oggi rinnovata e più funzionale, un segnale forte di rinascita per tutta la comunità. Davide Sardo. Dopo il misterioso incendio divampato nella notte tra il 23 ed il 24 luglio 2025, che l'aveva completamente distrutta, la tenda della solidarietà risorge all'interno della Villa Bonfiglio, nei pressi del Viale della Vittoria ad Agrigento. Oggi lo storico spazio di accoglienza torna operativo, completamente rinnovato e più funzionale, pronto a riprendere la sua missione a sostegno delle persone più fragili. Un segnale forte di rinascita e coesione per l'intera comunità. Io penso che sia stato un momento molto atteso, è quasi un anno dall'evento che purtroppo ha segnato questa nostra città, però ecco, si riprende grazie alla solidarietà. Quindi questo forse è l'aspetto che oggi dobbiamo mettere in piena evidenza. Un'opera di ricostruzione che non è stata soltanto materiale ma anche simbolica grazie all'impegno costante di volontari e realtà del territorio. La tenda dello slancio è gestita dalla comunità missionaria Porta Aperta. Dalle ceneri abbiamo fatto risorgere una realtà così bella, stupenda. Sembra una casa da favola. È favolosa e quello che più conta è il frutto, diciamo, della solidarietà, è il frutto della provvidenza di Dio, è il frutto dell'affetto che tutta Agrigento ha manifestato alla comunità missionaria Porta Aperta. Una nuova ripartenza dunque che riconsegna alla città un presidio fondamentale di solidarietà e accoglienza. Una breve pausa, poi la pagina dello sport con il Catania che ha perso 2-0 ieri a Crotone. Per il calcio, seconda sconfitta consecutiva per il Catania che cade 2-0 a Crotone. In gol Gallo e Musso, rossazzurri sempre secondi, ma le convinzioni in vista dei play-off vacillano. L'inviato Marco Carli. Catania così proprio non va. Seconda sconfitta consecutiva, primo tiro in porta dopo 75 minuti, per non parlare delle idee poche confuse e della mollezza con cui gli etnei concedono i 2 gol al Crotone. La ricetta Viali per il momento non funziona, la squadra continua a subire e non riesce a costruire. Non serve nemmeno la formazione iniziale che riporta in parte il Catania ad alcune sicurezze del recente passato, perché l'equilibrio è sostanziale, ma si capisce che il Crotone può far male se vuole e dopo qualche tentativo ecco la rete. Celli sbaglia, Vinicius imposta, Dini sventa con un miracolo su Gomez lanciato a rete, ma sulla ribattuta del portiere nessuno pulisce l'area e Gallo, in gol sempre col Catania, segna l'1-0. Ci si aspetta la reazione che non arriva, Viali cambia qualche interprete, ma i rossoblù colpiscono ancora. Gallo taglia come il burro la difesa con un filtrante che mette Musso davanti a Dini. Tocco sotto e gol del 2-0. Il resto è un lento protrarsi verso la fine con Caturano e Forte contemporaneamente in campo, qualche sporadica occasione, la migliore con Bruzzaniti. Viali vuole il sogno, ma per il momento da Crotone arrivano solo domande e riflessioni. Mi devo prendere le responsabilità, ci dobbiamo prendere le responsabilità. Non sono venuto per pettinare le bambole, me ne stavo a casa mia, sono venuto perché ho un grande sogno e io ce l'ho ancora, di regalare a questa città qualcosa di eccezionale. Io questo sogno ce l'ho, pretendo che ce l'abbiano tutte le componenti che girano intorno a questa squadra. E se il risultato del Cosenza sconfitto a Picerno mantiene il Catania vicino al secondo posto finale, ci si chiede, senza risposta, come la squadra vista con Picerno e Crotone possa affrontare con convinzione i play-off. È tutto, la prossima edizione alle 19, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.